No, no. Auguri Giuseppe. Auguri reciproci. Reciprochi. Grazie. Grazie a lei. No, guardate questa, l'hanno fatta adesso, la morte di San Giuseppe, il quadro. Ma guarda là, sembra quello San Giuseppe proprio. Sì, sì, è il quadro, l'ha fatto un mio amico. Il padre della Chiesa. Allora, stiamo ammirando la preparazione della tavolata di San Giuseppe. Che la padrona di casa, la signora Caterina, che ancora non avevamo detto il suo nome, che la signora Caterina così piacevolmente affezionata ormai a questa tradizione, che ormai da quando era piccolina, innamorata proprio, Innamorata. ci ha permesso di far vedere in anteprima la preparazione. Quindi voi pensate che questa tavola sarà pronta già quando? Stasera quasi. Già stasera. Visibile? Visitabile? No, No, domani, visitabile perché domani a mezzogiorno c'è la benedizione. Perfetto. Si mettono le cordure prima di mezzogiorno. Dopo che è fatta la tavola non si può mettere più niente. Perfetto, quindi guardate voi che privilegio che noi stiamo avendo da parte della signora Caterina e della famiglia di questa casa, che loro dicono non è più casa loro in questi giorni, è casa di tutti, perché San Giuseppe ha voluto che signora Caterina. Grazie. Prego. Auguri. Grazie. Viva grazie. San Giuseppe. Grazie anche e a viva voi. San Giuseppe. Grazie. Ok, allora prima che chiamo Giussi Buongiorno signore, buongiorno a tutte. Allora, mi hanno detto che in questa zona si prepara l'impasto per friggere i cardi. Benissimo. Allora, come otteniamo questo impasto? Poi il sale, il pepe nero, la menduccia e basta. La farina. Certo. Vogliamo ricordare per chi non lo sapesse cos'è il cardo? Le cardine. Il gambo del carciofo? Ah sì, certo. È il gambo del carciofo. Perfetto. E allora lei con queste mani in pasta, dando una bellissima massaia, Sicilia, le nostre massaie. Evviva la Sicilia! Evviva la Sicilia! Viva San Giuseppe! I giovani! I giovani! Allora, il compito dei giovani. Dimmi, intanto i vostri nomi. Allora, Emanuele, Carmelo, Chi siete? i figli i figli, della signora manca che fa mia la sorella, tavolata. ma c'è un'altra Va bene, sorella. va bene. Allora, voi uomini, voi che siete i figli Sì. di noi, diciamo, quelli che dovesse essere il nostro futuro, domani riuscirete a mantenere questa tradizione Sempre. e trasmetterla ai vostri Sì. figli? Sì, perché questa Lo promettete? Sì, lo promettiamo. Bravi. E lo manteniamo. Evviva la Sicilia, i giovani Evviva siciliani! la Sicilia! I giovani siciliani! Un messaggio che voi giovani siciliani potete dare agli altri giovani siciliani, purché rimangono qui e fanno di tutto perché la Sicilia ritorni ad essere quello che è sempre stata, lo splendore del mondo. Prima cosa l'unione che questa viene a mancare, la tradizione, quindi sì, silenzio. La tradizione viene portata avanti da noi giovani e sarà portata avanti da noi giovani perché è una cosa bellissima, riunisce tante persone, tanti amici, fratelli, sorelle, parenti ed è una cosa stupenda, cosa che oggi molti giovani non riescono a capire. Dopo di questo io dico solo viva San Giuseppe e ringrazio tutte queste bellissime persone che stanno aiutando la mia famiglia. Bravo! Grazie tanto. Io voglio dire soltanto che non bisogna mai abbandonare le proprie tradizioni anche quando si va via. E quando ci sono queste cose qua è una cosa talmente bella che... E io dico sempre che di Sicilia si può vivere
Me lo potete ammettere questa Sì, cosa? sì, conferma Confermiamo. 100%. E allora manteniamo la nostra identità di Sempre. siciliani, di siciliani. Sicilia! Viva Sicilia! Ed ecco che siamo arrivati in un momento solenne, il momento della friggitura dei cardi. Brave le nostre massaie! Viva San Giuseppe! Viva San Giuseppe! Bravi, auguri! Auguri! San Giuseppe. San Giuseppe, San Giuseppe, San Giuseppe, San Giuseppe, San Giuseppe. Oh San Giuseppe, San Giuseppe, San Giuseppe, San Giuseppe, San Giuseppe, San Giuseppe. Auguri a tutti! Grazie! Signori e signore, Sicilia Corimio si è spostata, adesso si trova in un altro posto stupendo, meraviglioso. Abbiamo delle bravissime donne, voglio dire anche piene di buona volontà, che stanno lavorando qualcosa per la festa di San Giuseppe. Adesso noi vogliamo sapere che cosa stanno facendo e dobbiamo interrogare, intervistare qualcuno. E magari, che ne direbbe, signora Nunzia? Sì, mi dica. Di parlare al mio microfono per poter spiegare cosa state facendo esattamente. Sto facendo le spinge per San Giuseppe, che sono la tradizione, diciamo, delle tavolate. Cos'è la sfinge? Come che si ottiene la sfinge? Perché si chiama sfinge? Le spinge si chiamano così perché viene fatto con impasto particolare e fritte con olio caldo. E questo impasto particolare da cosa è composto? È composto da patate, da uova, da latte, da farina e gli altri ingredienti che ci vogliono per ottenere un impasto così morbido. Mi saprebbe stimare la quantità di sfinge che si possono friggere? Non c'è un limite, però questo dipende dalla padrona di casa. Ah, ecco. Decide lei Ecco. quello che vuole, Ah, non c'è un limite. Ho capito. Quindi queste sfinge vengono messe a tavola Sì, insieme al pane, presumo, insieme alla Certo, frutta. nelle tavolate, gli addobbi della tavolata e poi si offrono alle persone che vengono a visitarla la tavolata. Ho capito. Grazie signora Nunzia, grazie. a voi. Grazie. Buon lavoro. Buon lavoro. Grazie. Cosa giusto? Andiamo a curiosare, di là stanno impastando le sfinge, andiamo un attimino a vedere. Andiamo. Buongiorno. Ecco, qui si impastano a mano. Allora, signori. Buongiorno. Ci presentiamo, noi siamo di Sicilia Corimio. Siamo un'associazione culturale che si occupa delle tradizioni siciliane che non devono morire, come quella di San Giuseppe a Leonforte. Siete contenti che noi siamo qui? Da voi? Sì, sì. Allora, noi bene o male abbiamo già compreso cos'è la festa di San Giuseppe per voi. È un momento così importante, voi dove unite la vostra devozione al santo alla tradizione siciliana. Mi sbaglio? Sì. Sì, mi sbaglio o è No, giusto? no, è giusto. È giusto, perfetto. Abbiamo fatto nottate, macchinate. Hai ragione, quindi sei anche un po' stanca. Come ti chiami? Io Rosy. Rosy? Sei la padrona di casa? No! No, non se ne parla. Però San Giuseppe non è che c'è la padrona di casa, è una cosa di condividere, è una forza di tutti, perché Bello. da sola non si può fare. Bellissimo. Io manco la conosco la padrona di casa, avevano bisogno di qualcuno che fa la Allora, Rosy è una volontaria per fare che Rosy, cosa? Rosangela, Ma Sandra, siamo tutte persone che... Volontarie? Volontarie. Cosa stai facendo, Le Rosy? stringe, che nella tavolata non deve mancare questo dolce. È un dolce tipico che non deve mancare nella tavolata. Come si fa? Farina, questi sono con farina, strutto, lievito e acqua. Ho capito. Questa nostra... Ma tu li stai ricetta. impastando a mano? Certo, Cioè la sì, tradizione vuole che sia impastata a mano? San Giuseppe un traffico vuole! Tutti vuole! Non ci vuole in passaggeri, vuole i sudori! Voglio dire, Sudore, viva San Giuseppe! sudore, Sudore, perché? Perché? Perché tutta questa cosa? Perché il pane bisogna guadagnarselo, è giusto! Perché comunque una volta era così, magari ora sono le impastatrici. Certo, oggi siamo Però aiutati. questa è una tradizione che va da anni e anni e anni e anni, cioè dai nostri nonni anche di più. Quindi prima non è che c'erano le impastatrici, era tutto fatto a mano. Leonfortese Doc? Yes. Yes, Si vede, yes. si vede, si vede. Ora fammi lavorare. Ok.
però l'acqua si raffredda e la spinge. Ok. Grazie, buon continuo e buon lavoro. Buon lavoro. San Giuseppe, San Giuseppe, San Giuseppe, San Giuseppe, San Giuseppe, San Giuseppe, San Giuseppe. San Giuseppe Puzzusi, San Matteo, cui ha intenzioni di si raggiungere, si figlia lasciarà, se l'ufficio, e lo suo santo figlio Pilimano. Oh San Giuseppe, San Giuseppe, San Giuseppe, San Giuseppe, San Giuseppe, San Giuseppe, San Giuseppe. Oh San Giuseppe, San Giuseppe, San Giuseppe, San Giuseppe, San Giuseppe, San Giuseppe. Quanti finocchi? Questi sono già sbollentati e tagliati, giusto? Prima si bolle, poi si fanno cuocere, Signore, non è che si sbollentano, si buongiorno fanno cuocere. e grazie Buongiorno. per aver accettato che Sicilia Cuore Mio potesse documentare quello che sta accadendo tra di voi. Voi state condividendo un momento importante, quello che è l'impasto dopo che i finocchi sono stati raccolti. Con che cosa? Allora, l'impasto viene fatto con sale, pepe nero, chiodi di garofano, cannella, mentuccia e aglio fresco. E aglio fresco, benissimo. E allora, dopodiché vengono fatte queste formette, Queste polpettine, queste sono delle polpettine, sono polpettine vere e proprie, e poi sì. vengono fritte. Poi vengono fritte. Sì. Vengono fritte, e quindi poi ovviamente ad E ultimare vengono poi offerte alle persone. nella tavola, Sì, nella sì. tavola. Un po' vengono messi nella tavolata, gli altri vengono conservati e man mano le persone che vengono distribuite. Vengono distribuite. Perfetto. Pubblico di Sicilia Cuore Mio. Pubblico di tutta la Sicilia, siciliani tutti. Abbiamo assistito e abbiamo intanto dimostrato quello che la festa di San Giuseppe ci sta regalando qui a Leonforte. Ci sta regalando una fratellanza tra gli abitanti di Leonforte straordinaria, unica. Sia la signora Nunzia prima che la signora Rosi dopo, all'impasto per le Sfinge, ci ha fatto comprendere quanto è bello essere vicini gli uni agli altri ed aiutarsi, darsi una mano nel momento del bisogno, soprattutto quando c'è qualcuno che ci richiama, quando questo qualcuno è un santo, quando questo qualcuno è San Giuseppe, che per Leonforte è importantissimo festeggiare, unire la festività di San Giuseppe, quindi la religione alla tradizione, e diventa una festa. Adesso abbiamo queste bellissime donne di tutte le età, dalla bambina alla nonna, che sono riunite ad una tavola che è trasformata ad un angolo di cottura, ad un piano cottura, e tutte hanno una padella su un fuoco che sta friggendo. Ma cos'è che stanno friggendo queste bellissime donne? Adesso chiediamo a qualcuno? Che ne pensate? Sì, chiediamo alla signora Eleonora. Alla signora Eleonora. La signora Eleonora, buongiorno. Io mi ripresento, sono Giusy. Allora, Eleonora, cosa ci puoi spiegare? Cos'è che state facendo? Stiamo facendo in pratica i finocchi di San Giuseppe e li stiamo friggendo. Ieri li abbiamo tagliati, prima bolliti poi tagliati, e ora stiamo friggendo per domani, per la tavolata di domani. Ah, perfetto. Quindi è un compito proprio prettamente femminile? Sì, poi ascoltiamo quelli più anziani perché ci dicono come ovviamente si devono fare per essere ovviamente più buoni possibili. Allora, non ovviamente. usiamo la parola anziana perché sembra che a qualcuno gli stiamo dicendo che è un pochino più No, vecchio, no? però hanno hai più esperienza di- esperti, brava, più esperti. noi E me ne sicuramente. indichi una tua amicizia, una tua compaesana più esperta? La signora in giallo. La signora in giallo esperta. Signora, buongiorno. Con chi ho l'onore di parlare?
Come si chiama? Io, Pina. Pina, la signora Pina. Che stanno a piccangiare fa l'onomastico per San Giuseppe. Per San Giuseppe, Ma dopodomani, va, sì. poi dopodomani, anch'io. Anche siamo tutte che abbiamo. Allora, mi dice per favore come si arriva alla friggitura dei finocchi che vengono raccolti per la festa di San Giuseppe. Come mai c'è questo legame tra i finocchi e la festività di San Giuseppe? Perché c'è una festa che si fa così. Ah, si fa così, è una regola. Per San Giuseppe si raccolgono. Si è fatto sempre così ed è una tradizione che si rimanda e si tramanda da padre in figlio. Quindi lei lo faceva con la sua mamma? Sì. E la sua mamma lo faceva con la sua nonna? Certo. Benissimo. Certo, che cos'è? Benissimo. E quindi mi dico una cosa, allora hanno per esempio dei tempi da... Sì, certo, lei continui che non si possono rovinare. Ci sono dei tempi da rispettare, delle giornate ben precise, ne so, tra il giorno in cui si raccoglie e poi quello che magari si pulisce. Ci sono delle giornate ben precise? Sì, ci devono essere perché prima si raccolgono, poi si puliscono. Quindi facciamo un giorno per la raccolta? Per la raccolta, poi per pulirli, poi si lavano, poi si bollano e poi si friggono. Ma mi dico una cosa, in tutto questo i mascoli come collaborano? Bene, perché prendono delle cose, le portano qua, i finocchi, i carti, ci vuole una persona. Li vanno a raccogliere loro? Sì. Ah, quindi vanno nei campi? Nei campi. Allora l'uomo va nei campi a raccogliere, noi le puliamo e poi loro li puliscono. Ma allora un uomo che ci possa dire anche la sua, potrebbe, se magari se potesse contribuire a questa spiegazione. Qualcuno c'è, Giuseppe, vieni tu Giuseppe, tu, il nostro Giuseppe, che ormai sappiamo benissimo, sappiamo benissimo che lui è un grande cultore della tradizione leonfortese, no? Certo. Allora, ci dici per favore il compito dell'uomo e della donna in questa festa? Allora, l'uomo si occupa della raccolta sia dei finocchi che dei cardi. Poi anch'essi si occupano di sbollentare sia i finocchi che i cardi. Poi Gli uomini. Le donne poi si occupano... Anche le donne si aiutano. Questo sì. Le donne invece si occupano di impastare le sfinge, impastare il pane, friggere tutte le pietanze raccolte. Per i finocchi e per i cardi. La colla. Si occupano le donne poi anche del Dell'imbanditura. disporre i piatti nell'altare. E loro conoscono, perché le donne hanno proprio questo il compito, di sistemare l'altare nel miglior modo possibile. Viva San Giuseppe! Ce lo sentiamo ed è il nostro protettore della nostra fede da 41 anni e se manca lui in questa famiglia serio siamo veramente persi. Viva San Giuseppe! Volevo dire un'altra cosa. Innanzitutto ringrazio mia mamma che da 41 anni e mio padre che lo facciamo. Ci mettiamo fede, tantissima fede, sacrifici, perché veramente dopo tanti sacrifici c'è anche tanta collaborazione e tanto aiuto dalla gente, di cui ringraziamo di cuore a tutti i nostri amici e parenti di starci così vicino in queste forti emozioni. Li ringrazio veramente di cuore, a noi fa piacere che voi ci fate conoscere almeno in tutta Italia o in tutto il mondo, perché veramente San Giuseppe è il nostro protettore, è la nostra forza, il nostro padre. Un applauso! Viva San Giuseppe! Santo sei
Questa festa venina volta l'anno, tutti la gente la vanno girando, c'è qua mutta il cielo, ma che cospecie, pigliati me lo vedo con le streghe. Oh San Giuseppe, San Giuseppe, San Giuseppe, San Giuseppe, San Giuseppe, San Giuseppe, San Giuseppe. Oh San Giuseppe, San Giuseppe, San Giuseppe, San Giuseppe, San Giuseppe, San Giuseppe, Viva San Giuseppe! Ora chi c'è il racchinetto? No, silenzio. Volevo dire una cosa. Siamo a casa serio. Questo è l'effetto che ha dato a me, lo potete vedere, commozione palese. Non è il primo anno che Sicilia Corimmiu viene qui a Leonforte per festeggiare insieme a voi San Giuseppe, perché San Giuseppe vostro è anche il nostro San Giuseppe, il San Giuseppe di tutto il mondo, di tutti i siciliani del mondo. Ma Leonforte ha una forza unica a descrivere San Giuseppe come un santo straordinario, che riesce ad unire tutti i cuori, riesce ad unire tutti i parenti, tutti gli amici, tutti i conoscenti. E nell'aria a Leonforte, credetemi, in questi giorni c'è una strana sensazione, come se il mondo fosse in pace, tutto. Anche se non si parla con la vita. Anche se non è così, e noi lo sappiamo bene. È come se tutti si pensasse semplicemente a raccogliere i caldi, a fare l'impasto, a friggerli, quando invece sappiamo che nel mondo c'è qualcosa da rifare. E questo è grazie alla terra di Sicilia, che riesce a gioire, riesce ad unire la fede alla tradizione. Voi dovete sapere che queste persone non sono cambiate perché sapevano che c'era una telecamera che li stava riprendendo. Loro hanno continuato ad essere quelli che sono sempre. Quindi Sicilia Corimmiu, come tutte le associazioni o i gruppi televisivi del mondo, hanno il dovere di dire che è bella la Sicilia, che ha i principi e il credo sano, hanno un credo, il lato di quella Sicilia che tutti devono conoscere. Noi non siamo solamente persone cattive, noi non siamo solamente le persone mafiose, noi non siamo solamente le persone che purtroppo qualcuno nel mondo ha piacere di descriverci. Noi siamo anche il volto di una mamma che ha cresciuto i suoi figli con dei valori e dei principi che fanno commuovere anche me che sono mamma e che magari vengo dalla città. Qua ci sono delle realtà, credetemi, che bisogna solamente viverle per poterle capire. E io oggi sono grata a queste persone perché in qualche anno, anzi da qualche anno a questa parte, mi hanno fatto conoscere un lato della vita che non conoscevo. Che io quando rientro a casa parlo con i miei figli e dico: ragazzi, amori miei, la Sicilia è terra da vivere, è terra da rivalutare, è terra da pregare, è terra nostra, è terra nostra. Brava, brava signora. Vivo a 1600 km, sono la figlia della signora, però ogni anno mi accompagna questa emozione perché vivo a Lecco, a 1600 km, ma io non potrei vivere senza queste vere emozioni, perché li vivo con il cuore. Forza Sicilia e viva Sicilia, facciamola rinascere, facciamola, non ci accontentiamo delle minime cose.
Siciliani siamo forti, ve lo dico con il cuore. Viva, viva San Giuseppe! Sicilia Torimio! Sicilia Torimio! Oggi è una giornata di commozione. Associazione Italia, Leonforte, Giuseppe. Angela, dove sei che ti nascondi Angela, sempre? dove sei che ti nascondi sempre? Sei nascosta. Non vuole essere Angela ripresa. continua ad essere nascosta, ma vi posso dire che... Eccola qua Angela. Manca nella nostra troupe una persona a cui oggi ho dimenticato di nominare, ci tengo, Franca Smaio, braccio destro, forza, portante del gruppo Talia. E allora, noi tutti, voi tutti, la Sicilia tutta, da Leonforte vi dà appuntamento alla prossima tradizione. Viva San Giuseppe!